Alle 22:39 del 9 ottobre 1963, in una valle sconosciuta tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, in soli 4 minuti e mezzo si consumò la più grande tragedia nella storia delle Alpi. Una gigantesca frana, staccatasi dal Monte Toc, si abbatté sul bacino artificiale del Vajont. Il terribile impatto sollevò una colonna d'acqua che si infranse con inaudita violenza nella sottostante valle del Piave, abbattendosi nella prospicente cittadina di Longarone e gli abitati di Vajont, Rivalta, Codissago, Pirago, Villanova, Fae. Un'altra onda, meno imponente ma altrettanto devastante, spazzò nell'alta valle del Vajont le borgate di San Martino, Spesse, Pineda, frazioni di Erto. Quasi 2000 le vittime, bambini, giovani, donne, uomini e anziani, derubati della vita, della dignità della morte, di una sepoltura. Per i superstiti, oltre a un dolore senza confine, un oltraggio alle loro radici, alla loro storia. Le croci del cimitero di Fortogna, la grande muraglia della diga, la ferita lasciata dalla frana sul corpo vivo del Toc, restano a memoria dell'ennesima offesa recata dall'uomo alla natura e, come terribile ammonimento, a non superare mai più i confini posti da Dio alla sua presunzione. Sconvolgente ed indescrivibile lo spettacolo presentatosi all'alba del 10 ottobre agli occhi dei superstiti e dei soccorritori. Longarone non c'era più. Non le strade, i ponti, la ferrovia, le chiese, i palazzi, le case. Tutto era stato schiantato, tritato e trascinato via dalla mostruosa massa d'acqua, roccia e detriti. 50 milioni di metri cubi d'acqua che, dopo essere passati sopra la diga su un fronte di 130 metri e un'altezza di 150, raggiunsero dopo 4 minuti l'abitato di Longarone e parte del versante destro del Piave. Il reflusso dell'onda andò verso Ponte nelle Alpi e la raggiunse con un'altezza di 12 metri e una portata di 4-5 mila metri cubi al secondo. Il letto del Piave appariva ingombro di blocchi di cemento slabbrati, di ferraglia contorta, di tronchi d'albero e di legname, di lastre d'asfalto e di pietra, residui di quelle che poche ore prima erano le strade e i palazzi di Longarone. E soprattutto, in parte ricoperti da sabbia e detriti, altri trascinati dalle acque del fiume, altri impigliati nei cespugli o abbandonati lungo le rive a Ponte nelle Alpi, Belluno, Sedico, Santa Giustina e più in là, fino a San Donà di Piave, i poveri corpi di centinaia di vittime, spogliati, oltraggiati, deformati. Mentre a Longarone si scavava nella pietraia e si scandagliava la grande fossa d'acqua formatasi in seguito al poderoso urto dell'onda sul greto del fiume, a nord di Fortogna, su un terreno acquistato d'urgenza dal comune, le ruspe stavano delimitando un grande cimitero, dove già affluivano le prime bare, dopo aver espletato le struggenti pratiche del riconoscimento delle salme. Sui tumuli, semplici croci di legno. Soltanto diversi giorni più tardi
fu possibile considerare conclusa la pietosa opera del recupero delle salme e fare un primo bilancio della catastrofe. Longarone aveva perduto 1456 dei suoi figli, 32% della popolazione, l'80% dei presenti nel capoluogo. I sobborghi di Pirago, Rivalta, Villanova e Faè erano stati spianati. Sulla riva opposta anche Codissago e Vaionte, piccole frazioni di Castellavazzo, erano rimaste colpite. Case travolte, fabbriche scomparse, numerose le vittime, 109. Di Pirago era rimasto miracolosamente in piedi soltanto il campanile dell'antica chiesa frazionale, divenuto poi uno dei simboli della catastrofe. In alto, nella Val Vaillant, l'intero fianco del Monte Toc era scivolato nel lago per un'altezza di 700 metri e una larghezza di 2 chilometri. La massa franosa di 300 milioni di metri cubi aveva colmato per circa la metà il bacino, formando 2 laghi. Il fondovalle si era alzato di 300 metri e aveva raccordato il terrazzo laterale di Pineda con quello di Casso, formando un vasto altipiano di detriti. I borghi di Le Spesse e Pineda scomparvero nelle acque torbide del lago, assieme ai loro abitanti. I morti furono 106. A San Martino, assieme alla millenaria chiesa, furono distrutte alcune case. 26 i morti. L'onda investì anche le frazioni di Certenne, Frasein, Il Cristo e colpì marginalmente anche l'abitato di Casso. 26 i morti. Più in là, l'onda distrusse il coronamento della diga, il cantiere e la centrale del Colomber. 42 i morti. Allo sperone di fortezza, che aveva deviato l'onda in risalita dal lago, dovettero invece la loro salvezza Erto e i loro abitanti. La ricerca delle salme fu la prima preoccupazione della popolazione, che si rese conto del cataclisma che l'aveva colpita soltanto con l'avvento del giorno. La valle non era più quella che si conosceva da sempre. Il lago diviso in 2. Quella nuova montagna formata dalla frana e la livida emme del monte, prima verdeggiante, ora liscia lastra di roccia, erano lì a richiamare per sempre la memoria dell'Apocalisse che accompagnò il formarsi, millenni di anni fa, delle Alpi. Un paesaggio lunare, precluso alle tradizionali attività dell'uomo e forse anche alla sua presenza. Se a Longarone i superstiti potevano contare sulla ricostruzione del paese, dove gli avi lo avevano voluto e reso accogliente, in Val Vaillant questa certezza era all'indomani della tragedia molto vana. È vero che Erto era rimasta intatta come pure Casso, Pineda e San Martino, ma la caduta della frana aveva esaurito i rischi. La parte superiore del bacino artificiale era rimasta senza sbocco e le sue acque, alzandosi, potevano invadere l'abitato di Erto. Non basta. Chi poteva garantire che nelle strutture rocciose non si fossero formate delle fratture tali da escludere altri cataclismi? Senza attendere risposte, l'autorità prefettizia dispose l'immediato sgombero della valle, che fu completato 2 giorni più tardi. La maggior parte degli erto-cassanesi trovò ospitalità a Ponte nelle Alpi, altri a Cimolais e Clout, dove poi venne costruito un villaggio prefabbricato. La catastrofe del Vaillant scosse profondamente l'opinione pubblica e mondiale. I soccorsi tempestivi, la solidarietà generosa, non bastarono tuttavia a rendere meno faticosa, sofferta e contrastata la ricostruzione.
soprattutto per le genti del Vajont, il dopo si rivelò amaro, intessuto di privazioni, sofferenze e umiliazioni, culminate con la divisione della comunità erto-cassanese, quella che voleva a tutti i costi ritornare nella valle forzatamente abbandonata e quella che subì il trasferimento in un nuovo centro abitato, Vajont, costruito nel territorio di Maniago. L'intendimento iniziale era quello di fare un'isola amministrativa di Erto-Casso, ma il mancato accoglimento della proposta e l'inasprirsi dei contrasti interni portarono al consolidamento di un comune autonomo e alla conseguente formalizzazione della scissione della comunità erto-cassanese. Un'altra parte degli erto-cassanesi si rifugiò nella valle del Piave, dove oggi vivono in un quartiere denominato Nuova Erto. Situato ai margini della strada per Belluno, in comune di Ponte nelle Alpi, venne costruito appositamente per loro, che però, al contrario di Vajont, non si costituì in entità amministrativa separata. Casso oggi è un paese fantasma, abitato solamente da una decina di persone. Gli ertani, invece, hanno ripopolato la valle, alcuni nelle vecchie case in parte riattate, altri nel nuovo abitato di Stortan. Tutte le antiche attività sono scomparse. Il paese vive con i proventi del lavoro nelle industrie della Valle del Piave. Longarone è stata ricostruita ex novo. Di vecchio ha conservato soltanto il nome. Tutto il resto è edilizia moderna, di stile avveniristico, ma già datata. Non manca nulla alla cittadina. La chiesa, ricostruita sul sedime di quella distrutta, gli asili, le scuole, le strade e le piazze con i nomi di quelle precedenti, la stazione ferroviaria, la zona industriale, il quartiere fieristico e ancora il palazzo dello sport e i campi da gioco. Ha scritto Ivo Mattozzi: non si è avuta attenzione per il passato, per la cultura e il tessuto sociale di Longarone. Nessuno si è preoccupato sul tipo di società, sulla qualità della vita, sul quale fosse stata l'organizzazione dello spazio urbano. Si è pensato soltanto al ripristino delle funzioni. Una cosa non hanno potuto fare: restituire ai sopravvissuti e ai nuovi abitanti il sapore della Longarone distrutta. Prima di quel fatale 9 ottobre, ben pochi sapevano dell'esistenza di una valle sperduta fra i monti delle Prealpi Carniche. Una valle caratterizzata da rive e forre scoscese, magri prati e radi boschi, e isolata, fin dall'inizio di questo secolo, sia dalla Valle del Piave, sia dalla Valcellina, perché priva di strade. Per raggiungere Longarone e Cimolais si doveva percorrere un'impervia mulattiera che attraversava gli abitati di Erto e Casso. Unica risorsa della valle, l'allevamento e la silvicoltura, oltre a quella, peraltro modesta, del marmo rosso di Buscada. Il rinvenimento in località Sciampuzze di una sepoltura di oggetti fittili e di bronzo ha datato la presenza umana nella valle addirittura al Neolitico. È tuttavia prudente far risalire l'insediamento ertano alla tarda età imperiale. Al XV secolo risale invece l'insediamento a Casso, una piccola comunità, forse proveniente dal Rodigino, a conclusione di un lungo pellegrinaggio.
La convivenza dei nuovi venuti con gli abitanti di Erto fu sin dall'inizio difficile. Frequenti furono le vertenze davanti alla magistratura veneta per piccole questioni attinenti le proprietà, i diritti d'uso, i pedaggi. Troppe erano le diversità di lingua, d'origine e di costume. A Erto si parla il ladino, a Casso il veneto bellunese. Non meraviglia quindi che i Cassani, complice una frana dal Monte Salta nel 1674 che li privò di prati e boschi, abbiano pensato seriamente di abbandonare la valle. Fu loro offerta la possibilità di trasferirsi nella zona di Vivaro, nell'alta pianura pordenonese. Una rapida visita al sito proposto, però, fece loro cambiare idea. Restarono così nell'impervio paese, caratterizzato dalle case a torre, con i tetti inclinati e ricoperti di lastre in pietra. L'attività boschiva, l'allevamento di bestiame e il commercio ambulante di utensili in legno costituirono l'attività principale delle genti del Vajont. L'emigrazione, a partire dal secolo scorso, è stata invece l'unica alternativa alla miseria che le è rimasta addosso, determinando un costante spopolamento e il rischio di una irreparabile diaspora. Alle soglie dell'Ottocento, l'emigrazione imposta dalle ristrettezze economiche e dall'aumento delle bocche da sfamare si accentuò notevolmente. I Cassani, abili nel trasporto del legname di acqua, ma anche nei boschi e nella carpenteria come muratori, andarono a lavorare in Austria, in Croazia, in Romania, spingendosi fino in Russia. Più tardi, nel 1778, alcune famiglie, sempre di Erto e Casso, si trasferirono in Brasile, dove parteciparono assieme ad altri immigrati addirittura alla fondazione di una città, Urussanga. Altre famiglie si stabilirono in Argentina. Cassani operarono successivamente nel Baden, in Westfalia e in Prussia, dove dettero ottimi esempi delle loro capacità nella costruzione di impianti idroelettrici. Al Tonale in Val Redena, ai Sabbioni in Val Formazza, ad Assuan in Egitto e per ultimo a Vajont. Sullo sperone roccioso che chiude la lunga e stretta forra dell'alta valle del Piave, i Romani costruirono un castello, intorno al quale si costituì un centro abitato che con il tempo si chiamò Lavazzo, dal nome dell'antica tribù che popolava il territorio, e successivamente Castello Lavazzo. Intorno all'anno 1000, sui resti dell'antico castello, sorse una pieve, alla quale fu data la giurisdizione su 12 ville, fra le quali Longarone. Quest'ultima divenne ben presto importante anche grazie alla sua felice collocazione, al centro del crocevia delle acque del Piave, del Maè e del Vajont, nei quali venivano fluitate le pietre estratte dalle cave di Lavazzo e il legname dei boschi del Cadore e delle valli circostanti. Già nel XIV secolo si costruivano case in pietra e poco a poco il paese assunse un aspetto tipicamente urbano, definito nel corso del Settecento e nella prima metà dell'Ottocento. Il capoluogo si costituì lungo la strada Alemagna. Da segnalare i bei palazzi costruiti da un illuminato ceto borghese, che si fece carico dell'industrializzazione del territorio. Il comune di Longarone si estende su una superficie di 10.340 ettari e conta 11 centri abitati. Sulla sinistra Dogna e Provagna, a destra Villanova, Faè e Fortogna. Nella Val Maè Muda, Igne e Soffranco
e sulla destra del Piave Roggia, Rivalta e Pirago. Fu anche costruita la chiesa dedicata all'Immacolata Concezione, che nel 1799 diventò parrocchia arcipretale. In quella tragica notte l'ondata la spazzò via e assieme ad essa innumerevoli opere d'arte del Piazzetta, del Cappella e del Diziani. La prima chiesa di Longarone però fu quella di Pirago, edificata nel 1300. Nel 1900 iniziò la produzione, nella frazione di Vajont di Castellavazzo, la cartiera Protti, successivamente diventata cartiera di Verona, le cui macchine venivano mosse dall'energia prodotta da una centrale, nella quale veniva convogliata l'acqua del torrente Vajont, fatta scorrere in un canale scavato nella roccia per circa 7 chilometri. Negli anni 30 si aprì la fase propriamente industriale dell'economia di Longarone, che poté contare su una fabbrica di faesite che dava lavoro a 200 operai, un cementificio, alcune imprese edili, sulla già citata cartiera e un biscottificio. Successivamente la situazione si modificò in peggio per il progressivo abbandono delle attività tradizionali. Oltre alle malghe venne chiusa anche una latteria e si sciolse la compagnia dei teleferisti. Per fortuna tenne l'industria, che contava su 800 addetti, ma che dovette sostenere notevoli sforzi per il suo ammodernamento e la sua trasformazione. L'industria idroelettrica ha trovato nelle valli del Piave, del Vajont, del Cellina e del Meduna gli ambienti ideali per opere di eccezionale valenza tecnologica ed economica. Le numerose strette, la conformità delle rocce e l'impermeabilità dei versanti si dimostrarono quanto mai adatti alla costruzione di imponenti sbarramenti e la conseguente formazione di grandi bacini artificiali, le cui acque, sfruttando salti successivi, facevano muovere le turbine di centrali idroelettriche, capaci di produrre ingenti quantitativi di energia motrice. Risale al periodo 1910-1930 la grande impresa del Piave Santa Croce che permise l'utilizzo del lago naturale di Santa Croce, il maggiore del Veneto dopo il Garda, come immenso serbatoio che, alimentato dall'acqua derivata dal Piave, consentì il funzionamento di una serie di centrali a cascata, coinvolgendo vari bacini lacustri minori della valle del Fadalto. Il progetto, firmato dal pordenonese ingegnere Antonio Pitter e realizzato dalla società cellina SIUFIV, fu avviato nel 1914 e completato nel 1930. In precedenza, nel 1905, in Valcellina, si era realizzato sempre ad opera della SIUFIV e su progetto dell'ingegnere Aristide Zenari un notevole impianto idroelettrico, sbarrando con una diga alta 18 metri il corso del torrente Cellina. La società adriatica di elettricità, SADE, che nel contempo aveva assorbito oltre la SIUFIV anche la società idroelettrica Dolomiti, rivolse quindi le sue attenzioni al Medio Piave e nel 1940 presentò un ambizioso programma di utilizzo delle acque del Piave stesso e dei suoi tributari. Prevedeva la costruzione di 4 bacini artificiali, a Vodo e Valle di Cadore sul Boite, a Pieve di Cadore sul Piave e in corrispondenza del Ponte del Colomber in Val Vajont. 4 erano le centrali previste funzionanti a catena: Pontesei, con una produzione annua di 21 milioni di kilowattora, Gardona, con 66 milioni di kilowattora, Colomber, con una produzione annua di 24 milioni di kilowattora, e Soverzene, con 825 milioni di kilowattora. Imponente il reticolo di gallerie scavate nella roccia per collegare i serbatoi con le centrali. Quella da Pieve di Cadore a Soverzene è lunga 27 chilometri.
Il sistema idroelettrico, denominato Grande Vaillant, a sua volta sarebbe stato inserito in quello più ampio, costituito dagli impianti dell'Alto Piave Ansiei, con i serbatoi di Santa Caterina e Comelico realizzati a nord e dal Piave Santa Croce a sud. Nel progetto esecutivo, elaborato nel 1948, la diga del Vaillant avrebbe dovuto avere un'altezza di 202 metri, sufficiente per formare un invaso della capacità di 71 milioni e 400 mila metri cubi d'acqua, di cui 58 milioni utili. Quando nel gennaio del 1957 la SADE iniziò i lavori, le esigenze erano già cambiate. L'invaso, per assolvere la duplice funzione, doveva avere una capienza di 168 milioni 715 mila metri cubi d'acqua, di cui 150 milioni utili. Così si decise di innalzare il livello del serbatoio da quota 677 a quota 722,5. I getti di calcestruzzo iniziarono nell'aprile del 1958 e furono completati nell'agosto del 1960. In 2 anni, quindi, quella che doveva essere per breve tempo la più alta diga del mondo divenne realtà. A distanza di 20 anni dalla presentazione del progetto, il sistema Grande Vaillant era realtà, una splendida realtà, visualizzata dalla possente muraglia di cemento armato, e vi lavorarono circa 400 operai, in parte di Erto e Casso. Mancavano soltanto le prove di invaso, il collaudo della diga e le autorizzazioni alla messa in esercizio dell'impianto. L'euforia e l'orgoglio dei dirigenti, tecnici e maestranze di lì a poco si sarebbero gelati a fronte di una successione di eventi inattesi ed allarmanti, trasformandosi in impotenza, disperazione e dolore quando la notte del 9 ottobre del 1963 dal Monte Toc si staccò l'immane frana che portò morte e desolazione nel Vaillant e sulle rive del Piave. Quando nel gennaio del 1948 la SADE confermò il disegno per la realizzazione del sistema idraulico, le amministrazioni comunali di Calalzo, Perarolo, Soverzene, Longarone ed Erto Casso sollevarono dei dubbi sulla sicurezza delle opere, prospettando possibili danni all'ambiente e alle economie agricole delle valli, con conseguenti pericoli per i centri abitati. Ciò nonostante, non furono ascoltate. I milioni di kilowatt-ora che gli impianti del Medio Piave avrebbero prodotto erano necessari per sostenere lo sforzo di ricostruzione del paese, perché i forti investimenti richiesti all'industria idroelettrica avrebbero creato le indispensabili risorse energetiche e garantito un forte indotto. Il progetto ottenne senza difficoltà l'approvazione del governo e fu realizzato in tempi brevi. Gli sbarramenti di Pieve, di Valle, di Val Gallina e del Vaillant, assieme alle centrali di Pontesei, Gardona, Colomber e Soverzene, entrarono ben presto in attività. A mettere in forse tanta certezza, intervenne il 4 novembre del 1960 un evento imprevisto: la caduta nel lago del Vaillant, il cui invaso allora si trovava a quota 640, dal versante sinistro di 800.000 metri cubi di detriti, che provocò un'onda di 2 metri, la quale, incontrando lo sbarramento artificiale, si sollevò ad un'altezza di 10 metri. In concomitanza della frana, si evidenziò sul Monte Toc una frattura a forma di M, dello sviluppo di 2.500 metri. Il fenomeno fu interpretato dal professor Penta come l'intersezione con il terreno di una lunga superficie di rottura profonda quanto la valle, separando dalla montagna un'enorme massa di roccia. Comprensibile l'allarme degli abitanti della valle. Gli insoliti intorbidamenti delle acque del lago e le frequenti scosse di terremoto fecero intuire che la situazione era grave. Per la SADE, invece, era tutto tranquillo. La sola preoccupazione era quella di non arrestare la fase di collaudo della diga, avviato nel febbraio di quell'anno e proseguito nel maggio successivo. Tuttavia, l'inatteso fenomeno franoso preoccupò anche il costruttore della diga, Carlo Semenza,
che ben conosceva l'instabile natura geologica dei versanti della valle. Le perplessità di Dalpiaz di innalzare la diga fino a quota 726,5 vennero confermate sia da Edoardo Semenza che da Müller, e le possibilità che quella frana si potesse muovere erano evidenti. Fu pertanto deciso di costruire una galleria di fondo per collegare le due parti del lago nella malaugurata ipotesi che il bacino fosse diviso dalla caduta della frana, e venne disposta un'esplorazione del terrazzo di Casso per verificarne la stabilità. Nell'autunno successivo furono ripresi gli invasi sperimentali. In ottobre il livello del serbatoio fu portato a quota 640, in dicembre a quota 655, nel febbraio del 1962 a quota 675. Nello stesso mese giunse l'autorizzazione ad innalzare il livello del lago fino a quota 700, in maggio fino a quota 715. La situazione precipitò nel giro di soli 3 mesi. In luglio, nella valle, ma anche a Longarone e a Cimolais, ripresero le scosse telluriche e i boati, mentre le acque del lago tornarono ad intorbidirsi. Agli allarmanti messaggi del comune di Erto e Casso, la SADE rispose il 12 settembre, assicurando che gli abitati di Erto e Casso in nessun caso potevano essere influenzati dalla presenza del serbatoio. Ma che qualcosa di tremendo stesse per accadere, l'avevano intuito tutti nella valle: gli operai del cantiere Monti sulla diga, i cassanesi che abitavano sulle pendici del Toc, gli ertani e soprattutto i responsabili della SADE. Constatarono attraverso le strumentazioni di controllo e i posti di osservazione come le più nere previsioni si stessero avverando. Il Toc si stava letteralmente sfaldando. La frana, profonda e immensa, si stava muovendo velocemente. Gli alberi si piegavano sempre più verso il lago. Le fratture del terreno si ampliavano sempre più a vista d'occhio. La strada panoramica si deformava, rendendo difficile camminarci sopra. Occorreva fare qualcosa. Ma cosa? In comune si decise di far sgomberare gli abitanti dal versante del Toc e di chiudere la strada che da Pineda portava fino alla diga. Provvedimenti opportuni, ma non sufficienti. Era il caso di far sgomberare tutta la valle e magari anche gli abitanti di Longarone. Se era vero che la frana del 1960 aveva alzato un'onda di 10 metri, chi poteva garantire che un'altra onda, ben più grande, potesse riversarsi oltre la diga e devastare la cittadina di Longarone? Alle 12:25 dell'8 ottobre, la SADE, in un allarmante telegramma, confermò l'accelerazione del movimento franoso e chiese l'immediato sgombero delle persone dalla zona interessata, nonché il divieto di transito sulla strada panoramica lungo la tratta San Gervaso-Pineda-Diga, decisioni già assunte dall'amministrazione di Erto e Casso. Il 9 ottobre la giornata trascorse in un clima sospeso simile alla rassegnazione. Non a caso, a Venezia, nella sede della SADE, l'ingegnere Nino Alberico Biadene, direttore del servizio costruzioni idrauliche, davanti al precipitare della situazione mormorò: che Dio ce la mandi buona. Come sempre, quella notte in Val Vajont, tutto sembrava fermo, immoto. C'era il silenzio, il solenne silenzio della montagna. Sopra, il profilo tormentato dei monti. Il cielo era stellato, non una nuvola a turbarlo. E c'era pure la luna, con il suo faccione giallo che si specchiava nelle acque del lago. Quando d'un tratto...
Non è un cimitero di guerra, è Fortogna, un lembo di terra della valle del Piave dove riposano a centinaia i corpi delle vittime del Vajont. Per favore, mi può dire il suo nome? Io mi chiamo Pilon Pietro. Quanti familiari ha perso? Ho perso 63 familiari. Qual era il suo paese? Il mio paese è Pirago di Longarone. Quali sono i parenti più diretti che ha perso? Sì, i parenti più diretti è la moglie, la figlia e la madre, sorelle insomma. Senta, ha trovato qualcosa? Abbiamo trovato circa 37 salme al posto di 63. Le altre tutte sono scomparse senza avere nessun risultato. Della sua casa è rimasto niente? Nella mia casa non ho trovato un centimetro di cosa, nessun valore che possa dire un centimetro di valore insomma. Oggetti personali? Nessun oggetto personale. I suoi familiari diretti, sua moglie e le sue figlie, sono stati trovati presto? Sì, mia moglie e la figlia le ha trovate subito, al terzo giorno le ha trovate. Tanto è vero che mia moglie l'ha trovata in una bara voltata con la faccia in giù. Assomigliava che la voce del sangue dicesse fermati e osserva un po' meglio. Di fatto c'era un particolare ai piedi, cioè il dito indice un po' più lungo del pollice. Quindi voltai la cassa sottosopra, cambiai la cassa e naturalmente era mia moglie. Senta, in paese si prevedeva che potesse succedere una sciagura del genere? Purtroppo si prevedeva, sì. I tecnici geologici che si trovavano lì, per conto mio, o erano dei ignoranti oppure non erano della gente che non volevano riconoscere il pericolo delle persone che stavano lì a Longarone. Se loro dicono che non sono ignoranti, allora sono realmente dei briganti, perché questa era una catastrofe che potevano non evitarla, perché era inevitabile, ma però potevano salvare delle migliaia di persone. Questo non l'hanno fatto, io non lo so la ragione però. Come nei cimiteri di guerra, non tutte le croci hanno un nome. In alcuni casi, invece, la pietà dei parenti ha affidato soltanto un nome alla memoria. Sottoterra non c'è nessuno. Molti corpi giacciono ancora sotto le macerie. C'è chi ancora parla di disgrazia, ma non è stata una fatalità. Il destino del Vajont ha un volto preciso, dei nomi in gran parte già individuati. È Natale, ma quest'anno l'albero non sorge sulla piazza centrale del paese. È stato portato qui, tra le croci, con tutti i suoi segni.
Signora, scusi per favore, quanti familiari ha perso? 4 fiori. Un bambino, ho perso i fiori, una figlia in fiori. Mi vennero che le qua, un piccolo di 3 anni e un salvato per miracolo di 10 anni. Di che paese lei, signora? Mi sono qua da Fortogna, ma loro era a Longaron. Mia figlia era sul lavoro, da Marco. Lei... E mi era qua da Fortogna, fiori. E mia figlia era a Longaron, in casa a Longaron. Signora, si parlava in paese di una possibile sciagura. Cioè si temeva che ci potesse essere una sciagura per la diga. Si temeva, sì, sapeva loro, sapeva fiori, sapeva che era la sciagura che la veniva, ma si prevedeva il mese di novembre, e il mese di novembre era tutti sotto la terra. Allora capì? Signora... Che lei sapeva che la roba la veniva. La roba la veniva, bisogna prevedere prima le cose, avanti che le succede. Perché la roba, le case, la roba della casa, che le indesse pure, ma salvare le anime. Lo capì? Salvare le anime, perché le anime importanti. Non chi parla ancora di fare la diga, perché chiappa i miliardi. Ma noi non ne conta i miliardi, ne conta la vita e basta. Longarone, un paese cancellato dalla carta geografica. Sono passati alcuni mesi dalla tragedia. I superstiti chiedono ancora giustizia, poiché il solo accertamento delle responsabilità, se privo di una giusta rivalsa, non è ancora giustizia. La vita ne conta a noi, perché mi ne conta le mie persone che ho perso. Noi sono soldi, non si vive con i soldi, si vive con la soddisfazione e basta, resi in compagnia perché mi sarebbe stata povera. Arrivavamo le mie creature, ho sempre lavorato mie poche mie mariti. Arrivavamo le mie creature e poi in cui avere le materie, miei figli, da fare la guerra, e sta verifico a reto. E poi le date a morire sotto le macerie. Ah, 1000 anni che è stati, che crepessi tutti, che nella testa che non servì a ordenare, a dare gli ordini, che i cammini, bastea mela ora bastea anima, che le mie anime sono state salvate, e così è qua sotto la terra. Marco Blaser che vi parla da Belluno. Abbiamo sorvolato la zona colpita dalla tragedia poche ore fa. Spingendoci su, da Treviso, lungo il Piave, sotto di noi si è aperta la terrificante visione della zona devastata dalla furia delle acque. Più nulla oltre Belluno era riconoscibile. Le case sono state letteralmente spazzate via dalle acque. Le antenne delle condotte ad alta tensione divelte e accartocciate. Le strade non esistono più. Metri di terriccio ricoprono il nastro d'asfalto della statale che si allunga fra Belluno e Pieve di Cadore. Al mattino alle 5 mi telefonarono da Zurigo che era accaduta una grave sciagura nel Bellunese
e subito ci mettemmo in contatto con le agenzie per capire cosa stava succedendo. Si parlava di inondazioni, si parlava di molte vittime. Decidemmo comunque di partire immediatamente per quella valle segnata da questa tragedia. Con Carlo Pellegrini dissi subito: ma questa è una delle valli come le nostre, mi sembra di sorvolare la Valle Maggia, o la Blenio o la Leventina. E questo fatto ci diede una profonda commozione, questo legame fra vallerani, fra gente di uno stesso arco alpino colpite da una immane catastrofe. Abbiamo capito che qua era successo qualcosa di veramente tragico, di impossibile da capire, ecco, questa furia delle acque che aveva spazzato via tutto, e fra i detriti, fra le rocce, fra i resti delle case si aggiravano ancora i pochi superstiti ammutoliti, proprio incapaci di raccontare. È rimasto più niente qui? Si è salvato qualcuno? Pochissimi qui in questa frazione. 4 sono salvati. 4 si sono 4. salvati? Non mi volto. No, preferisce non voltarsi. E senta, ho visto molta gente ancora che è venuta forse dall'estero per... Sì, Sono venuto stamattina. Lei è venuto? Da dove? Da Bonn. Da Bonn. Sì, dalla Germania, dalla Svizzera, e tanti sono venuti, non hanno più trovato nessuno, né casa, né nessuno dei familiari. Questa è la diga a doppia curvatura più alta del mondo, la diga del Vajont. Creerà un lago artificiale capace di 150 milioni di metri cubi d'acqua. Lo stesso ingegner Carlo Semenza, ideatore e progettista dell'opera, ce ne racconterà la storia attraverso le successive fasi di lavoro. Quando un'opera è terminata, gioia e amarezza si fondono. Gioia perché ognuno di noi può dire: ci siamo riusciti, ma le ansie, le ore di fatica e soprattutto il ricordo dei nostri compagni caduti sul lavoro, un po' di noi stessi, insomma, non ci appartengono più. 30 anni ci sono voluti per la diga del Vajont, e forse più, dal giorno che per la prima volta pensai alla realizzazione di questa diga che avrebbe sbarrato la stretta e profonda forra del torrente Vajont. Orrido del Vajont, come lo chiamano certe guide turistiche, tanto la natura è impervia e inospitale. Ma questa era nata come ultima diga di un sistema molto complesso che è il sistema Piave, Boite e Mae, no? E doveva servire principalmente come banca di tutta l'acqua del sistema, cioè serviva per accumulare le eccedenze, 150 milioni di metri cubi previsti, no? Con un gioco di gallerie e paratoie per accumulare per uso idroelettrico, ma anche e soprattutto per uso irriguo, perché queste acque hanno un uso plurimo, no? Ed era quello lo scopo principale del lago del Vajont in pratica. Ai tempi in cui ancora il Piave mormorava, le sue acque erano solcate da zattere che portavano a Venezia legname e pietre. Gli abitanti di Longarone dovevano molto al grande fiume e anche al torrente Vajont che confluisce nel Piave proprio di fronte alla cittadina. Negli anni 50 Longarone beneficiava del boom economico, poteva contare su qualche insediamento industriale che già sfruttava le acque del Vajont per produrre energia. L'inizio dei lavori di costruzione dei grandi bacini idroelettrici portò altro benessere. Su, nella valle del Vajont, 2 paesini abbarbicati alla montagna, Casso e Erto, abitati soprattutto d'inverno perché d'estate quelli che non erano emigrati si trasferivano nelle zone di pascolo, sull'altro versante. I cassanesi sul Monte Toc, gli ertani nelle zone destinate ad essere sommerse dal bacino idroelettrico. La Sade, negli anni 50, cominciò ad espropriare case e terreni. Passa qua, questo torrello di razza, vedi? Succedeva che arrivavano lì, dicevano un giorno dovete andare via, davano quello che volevano loro. Non è che le famiglie avevano avuto come si dice, pagavano le case. I prati non venivano pagati per una pipa di tabacco, senza nessun controllo da nessun ente. E la gente se ne andava dove poteva, chi ha rimesso tutto anche. Questa era mio papà che la stava disfacendo, io che non ho più il tetto. Questa è la casa di mio nonno, questo è il mulino,
E queste qua sono state tutte espropriate fino qua su, vedi? E non mica un scherzo sfolare, sembra poca roba. Chi dispiace lasciare la stufa economica, chi dispiace lasciare ricordi una bella porta di stipiti di pietra ben lavorata per avere un ricordo. Non hanno messo su una strada, una teleferica, arrangiarsi noi. E poi noi avevamo un'attività, la nostra attività, eravamo sempre con le nostre mucche, con le nostre pecore, le nostre capre, i nostri campi. E la gente sopravviveva lavorando, sacrificandoci, ma si lavorava a casa nostra, la nostra legna. La questione degli espropri legati alla costruzione della diga suscitò l'interesse della corrispondente locale del quotidiano del Partito Comunista, l'Unità. Avevo partecipato a un'assemblea di contadini di Ertocasso. Tutti i capifamiglie avevano costituito un consorzio per la difesa della Valle Ertana perché erano convinti che se la società elettrica costruiva il bacino, per loro sarebbe stato un grave pericolo. Spesso accompagnata dal fotografo Giuseppe Zanfron, Tina Merlin scrisse diversi articoli che parlavano di pericoli causati dalla diga. Nessun altro giornale si occupò della vicenda. Nel 1959 venne querelata, non dalla SADE, dai carabinieri. L'imputazione era che io divulgavo notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Leggendo i suoi pezzi e cercando di seguire da qua, da Roma, le sue battaglie, mi aspettavo un personaggio decisissimo, cioè una col mitra a tracollo, insomma, tra l'altro Tina era un'ex partigiana, quindi mi aspettavo una donna dura, ecco, con molta grinta. E invece sì, la grinta c'era, ma era una donna come tutte, dolcissima, educata, truccata, cioè una donna che mi ha sorpreso moltissimo, mi aspettavo tutt'altra cosa. Fintanto che la diga era in costruzione, solo gli abitanti di Erto, confrontati con gli espropri, si opponevano ai progetti della SADE. Le cose cambiarono quando l'acqua del lago prese a salire. Il Monte Toc cominciò subito a dare segnali di cedimento. È quella volta che è cominciato i problemi a Casso. Prima, quando arrivava la Merlin, la mandavano via a malo modo. Però dopo le stalle cominciavano a muoversi, allora hanno messo in moto il prete e ha cominciato loro a tribolare. Si vede che si spostava qualcosa e si sentiva non un terremoto lungo, solo toc toc, così, toc toc. Però poteva capitare anche 5-6 volte in un giorno. La popolazione di quella zona sapeva ancora da quando io ho gettato il primo grido d'allarme che la montagna piano piano sarebbe crollata nel lago. Tanto è vero che tra il periodo della denuncia, della mia denuncia all'autorità giudiziaria e il periodo del processo, circa un anno di tempo, era caduta una frana, un pezzo del Monte Toc era già crollato dentro il lago. In seguito a questo il monte continuava a provocare fenditure, che destava preoccupazione anche negli tecnici della società elettrica. La parte alta della frana aveva degli aspetti che erano estremamente visibili, creava spaccature, creava rotture di muri, creava segni sul terreno che erano alberi che poi anche si piegavano. E indubbiamente quello poteva far paura per quell'ambiente riferito alla zona, ma pensare che ricollegassero tutto questo poi a quello che è successo dopo, noi che eravamo nella diga, che eravamo attorniati da tecnici che facevano rilievi continui attraverso tutta la strumentazione della diga, attraverso tutta la strumentazione della frana, diciamo che questa preoccupazione, la paura di morire sotto la frana non c'era. Ecco. Tina Merlin fu assolta. Il fatto che una grossa frana fosse caduta nel lago qualche settimana prima convinse i giudici che la giornalista non avesse esagerato. Sul Monte Toc era intanto apparsa una lunghissima crepa a forma di M maiuscola. La SADE già sapeva che sul Toc esisteva una massa franosa di enormi dimensioni. L'aveva scoperta un giovane geologo, Edoardo Semenza, figlio di Carlo, il progettista della diga. Altre perizie affidate a studiosi ritenuti più esperti giunsero a conclusioni meno allarmanti. Carlo Semenza però cominciava a temere che la cosa potesse sfuggire di mano.
Fece scavare una galleria che avrebbe permesso il deflusso del lago anche se una frana avesse diviso in due il bacino. Qualche mese dopo fu stroncato da un'emorragia cerebrale. Poco prima della morte del progettista era venuta sul cantiere la commissione di controllo inviata da Roma perché verificasse tra l'altro la stabilità del bacino dalla parte del Monte Toc. Ripartì esprimendo ottimismo. C'era la parola d'ordine che tutto era sotto controllo e non esisteva pericolo. In realtà il pericolo esisteva come? Perché poi si è visto che addirittura avevano simulato la caduta della frana in una specie di laboratorio, avevano costruito un modellino del lago dove facevano le prove della caduta eventuale del Monte Toc. Abbiamo simulato una frana di 50 milioni di metri cubi, con un livello del lago al massimo invaso. Naturalmente bisogna tener conto della velocità di caduta della frana, ma anche in questo caso... Insomma, con il lago al massimo invaso noi tracimiamo. È questo che vuol dire? Sì. Nel 61 Tina Merlin scrisse parole che si riveleranno profetiche. La direzione del giornale la invitò alla prudenza. La SADE aveva 20 avvocati per difendersi dagli attacchi del giornale, l'unità aveva un avvocato che di solito cercava di non farsi neanche pagare, insomma, e quindi ecco, in tribunale era una lotta dura. Allora io ho cercato un po', mettendo insieme anche la mia esperienza, di dire a Tina alcune cose di precauzione per non essere querelati, pur continuando a sostenere la battaglia. A Longarone nel frattempo nessuno si preoccupava. Ogni tanto si sentiva qualche scossa. Semplici movimenti di assestamento della montagna, spiegavano i tecnici. Il sindaco ad un certo punto scrisse alle autorità per esprimere qualche timore, ma venne rassicurato. La vita all'ombra della grande diga continuava tranquilla. In certo qual modo, in questo mostro che si stava costruendo, vedevano una sicurezza. Avevano una fiducia che la scienza facesse cose perfette e non mettesse a repentaglio la loro vita. Ricordo che già negli anni delle scuole elementari avevamo rappresentato sull'ultima pagina del quaderno, a quadretti o a righe, la fotografia della diga più alta del mondo, ed era la nostra diga, quindi ne andavamo tutti quanti orgogliosi. Nel 1962 la diga era già terminata da tempo, ma ancora non era stata collaudata. Il bacino, cioè, non era mai stato riempito completamente, anche perché ogni volta che l'acqua saliva oltre un certo livello, i movimenti franosi aumentavano. In quello stesso periodo il Parlamento italiano nazionalizzò le aziende elettriche. La SADE venne dunque trasferita alla neonata Enel, Ente Nazionale Energia Elettrica. Il personale della SADE passò in blocco all'ente appena costituito. Gli indennizi alle aziende furono calcolati sulla media dei valori di borsa del triennio 59-61. C'è stato purtroppo un interregno, cioè uno spazio nel passaggio dalla SADE all'Enel, dal 62 al 63, in cui praticamente nessuno era responsabile, nessuno sapeva, e intanto c'erano tutti i segnali che stava preparandosi qualcosa di enorme. Io avevo un ragazzo, un compagno di scuola, che lui perforava la montagna del Monte Toc, ma corre voce, dico Bruno, che la montagna si muove. È vero Beppino, dice, però non raccontare a nessuno, che non venga da me queste cose. Perché perforava come chi perforano per trovare il petrolio. E le aste alla mattina non le tiravano più su, perché la montagna stava muovendosi e il tubo che andava giù, la carota, che tiravano sui campioni, non veniva più su. Le immagini che valore potevano avere le azioni della SADE se trapelava che il bacino del Vajont era in pericolo, che quindi i beni elettrici erano tutta una bufala perché poteva, eccetera, quindi c'erano questi grossi interessi economici enormi. A partire dall'aprile del 63, i tecnici della SADE, ormai passati all'Enel, ripresero a far salire le acque del lago.
I movimenti della montagna ricominciarono. Le prove effettuate con il modellino in scala della diga e della frana avevano sconsigliato il superamento di una certa quota, eppure gli invasi proseguirono oltre la quota considerata sicura. Vennero adottati alcuni provvedimenti a tutela della popolazione. I tecnici dell'Enel Sade sapevano che una frana sarebbe caduta, ma erano convinti che sarebbe caduta lentamente, a pezzi. Sul Monte Toc, intanto, c'erano gli abitanti di Casso, che come sempre vi trascorrevano la buona stagione. Gli ertani stavano qualche chilometro più in là, nelle loro case vicino al lago. Gli ultimi giorni si sentiva come terremoti, che era già la frana che cedeva. Entrando l'acqua del bacino nei piedi della frana, lei si sentiva debole, stava calando. Il penultimo giorno, l'8 ottobre, io compivo gli anni e vidi un manifesto murale fatto come si dice, dal comune. Era scritto così: cacciatori, boscaioli, cercate altre plaghe, non andate dalla località Pineda alla località Rans, perché può essere delle ondate improvvise di 20 metri. Ma hanno sbagliato 1-0 perché hanno superato i 200 metri le onde. Abbiamo cavato patate in mezzogiorno e era piano come la terrazza, per cavare le patate si faceva fatica, no? Allora si metteva il piede là, quando che si metteva l'altro piede non si trovava più il posto, bisogna andare più in giù. La terra camminava. Loro sapevano, erano quelli che lavoravano lì, vedevano le cose precipitare, hanno voluto gestirle ancora da soli. Quello che dovevano invece far intervenire altre forze a quel momento. Già da alcuni giorni avevamo incominciato anche noi a diagrammare gli spostamenti di una frana, della frana su del Vajont, e ci si era accorti che di giorno in giorno questi aumentavano. E quindi la sera precedente si aveva la sensazione che qualche fatto doveva accadere. Tant'è vero che è arrivata a disposizione di mettere in sicurezza il personale che era in diga, in questo senso. Se una frana fosse caduta nel lago ci sarebbe stata un'onda, ritenevano piccola, che passava appena sopra la diga di qualche mezzo metro. E allora il personale che era nella cabina comandi avrebbe avuto dei problemi scendere dal primo piano e mettersi in sicurezza. E allora è stata a disposizione di costruire una passerella in legno, per cui quando fosse accaduto questo eventuale evento dovevano uscire dalla cabina e salire su per la montagna e vedere cosa succedeva da lassù. Il parroco di Casso constatò che tra gli abitanti del villaggio si stava diffondendo la paura. In seguito al suo intervento arrivò un ordine di sgombro per tutte le case situate sul Toc. E quel 7 di sera io ho detto: ma siete venuti qua, c'è pericolo? Ma mi hanno detto così, colà, che si può morire sotto i sassi. Allora io ho telefonato alla Sade, all'Enel, e mi ha detto sì, ma dico qua, no, se è pericolo, via tutti. Avete avvertito chi di dovere? No, allora io ho chiuso il telefono e ho avvertito i carabinieri e poi il sindaco che lavorava a Cimonais. E da là è partita la cosa. Muoviamoci, che la montagna sta frenando. Ma dove signora, lei non può stare qua, deve andare via. No, c'è pericolo, dovete andare dall'altra parte. Lì dal lunedì hanno iniziato a mandare via le persone, quindi il paese Casso c'era un via vai sempre più costante, arrivavano questi camioncini, trasportavano tutto quello che potevano. E mia mamma è stata l'ultima, la sera stessa. Sulle 2:30 siamo andati io e il vice sindaco Martinelli a controllare la zona se c'erano delle persone, e c'era già ormai delle fessure sulla strada evidentissime. Signore e signori, buonasera. 80.000 spettatori allo stadio Bernabéu di Madrid per l'incontro Real Madrid-Glasgow Rangers. Partita valida per le qualificazioni di Coppa Europa. Ecco l'arbitro Bois che segna il calcio d'inizio. Lancio in avanti di Casado che subito colpisce la palla in direzione di Puskas che avanza. C'era il famoso Real Madrid che faceva sfracelli allora
con Puskás, Gento, quella gente lì, partite che chi se le perde, mercoledì sport famoso, difatti il 9 ottobre era di mercoledì. Ero là che mi guardavo la partita, sono andato su e ho lasciato i miei a casa, alcuni erano via, altri erano a dormire, immagino che i miei dormivano, i genitori, altri erano forse per strada o al bar o fuori, chissà, la vita normale. Avevamo così la sera, con tutto questo movimento, se può succedere qualche cosa, allora mettiamo i bambini che avevano 4-5 anni a dormire vestiti. Mia mamma è andata sul TOC e poi io l'ho vista, pensavamo che dormisse lì, ma una signora che è arrivata in paese ci ha detto, è venuta da mia nonna e ha detto che la mandavano via. E quindi siamo andati fuori, mia nonna era agitatissima, probabilmente sì, appunto gli adulti. Io da bambina sentivo tutto questo, no? Mi ricordo sempre che siamo andati a sederci sotto un noce, fuori dal paese, verso Erto. E aspettava per osservare che cosa poteva succedere e sì che io e mia madre l'ho vista. Ce l'hai vista passare? Per l'ultima volta. Nella tarda serata del 9 ottobre è arrivata la disposizione che i responsabili di Soverzene si recassero in diga e rimanessero lassù per seguire in loco, sul posto, l'evolversi degli avvenimenti. Io ricordo di aver visto partire da qua tutti i miei... Uno doveva rimanere a Soverzene così, per fare da presidio e sono rimasto io. Gli altri sono partiti e non li ho poi più visti. Cosa ha detto l'ingegnere? Dice che non c'è da preoccuparsi. Intanto lui sta là a Venezia. Sono messa sulla finestra. Ho visto al faro della Sade quando faceva. Così, no? E vedevo tutto quanto legna a casa, tutto che faceva così, ma non al botto. Il mondo intero passa da 60 centimetri a 100 chilometri all'ora. Adesso! Un mondo intero fatto a M, con gli animali nelle stalle che muggisce disperati, con quelli alla catena che soffoca per scappare, con gli umani che sono lì per governare le bestie e capisce di colpo che è troppo tardi. Sempre più forte, più forte, più forte, poi ci fu una specie di terremoto, due cose altissime, poi un fragore enorme. E quando vedi i fulmini, mi sembra perfino che vi andò ancora... Pareva i fulmini, Sala come con i fulmini poi. C'era mia nonna, urlava, mi diceva scappa tu che sei piccola, scappa tu, io sono vera, scappa tu, è la fine del mondo. E l'acqua era piena d'acqua, il mondo dove siamo appoggiati noi adesso era l'acqua. Dove è andata l'acqua che era qui? Era pieno d'acqua qui dove siamo noi, Cristo, l'acqua. E l'acqua non ci sta, se la valle sta scomparendo l'acqua è schizzata verso l'alto, ha fatto un'onda di 250 metri. E le onde a sinistra e destra si combattevano una con l'altra, si sentivano quei schiaffoni, quel rumore. Non si sente un rumore lì, tu sei dentro il rumore, è quello che è difficile da dire, si è dentro praticamente si è dentro in qualcosa di incomprensibile. 4 minuti. Da quando piomba la montagna a quando arriva l'acqua a Longarone. 1 minuto e 20 per percorrere la gola a 80 km all'ora in muro dell'acqua. Una cosa spaventosa, una cosa che è difficile descrivere. Vorrei ripetere boato. Dalla valle usciva da quella valle, del Vajont, usciva una nube. Longarone si è illuminata a giorno. Sul davanzale, appeso con un chiodo, aveva una bella gabbietta con un gardelino, canarino, non sono pratico io degli uccelli, non li conosco, non lo so. E in quel momento vedo che sbatte. Lasciami guardare la partita, parlavo da solo anche.
E poi non lo vedo più sbattere, lo vedo con il becchetto fuori da... Vado lì con questo dito qua, un goccio di sangue là. Si era ucciso. Madonna, qua cosa succede, cosa non succede? Chiamo la moglie. Come faccio per avvicinarmi a aprire la porta di casa? Boom. Un boato, serramenti, finestre, televisioni, davanzali, è sparito tutto. Poi l'acqua, logicamente, ha fatto risucchio e mi sono trovato su qualcosa di solido e mi è venuto addosso, pensando che fosse stato, non so, un detrito, invece era la mamma sott'acqua, quindi l'ho presa e siamo stati fortunati, così l'acqua non ha avuto più la forza di portarci all'esterno della casa per poi magari portarci nella valle, magari non trovandoci più. Ho visto una lama di luce che veniva avanti, praticamente era l'onda che avanzava. A quel punto ho pensato, ho capito, è caduta la diga, sono entrato in casa e con mia moglie abbiamo preso i bambini e siamo usciti di casa. La serata era una serata limpida, c'erano le stelle, c'era il Longarone illuminato e a un certo punto abbiamo visto che una parte del cielo si offuscava e le stelle a quel punto non si intravedevano più. Dopodiché non abbiamo più visto nemmeno le luci né di Longarone né dei paesetti limitrofi e dopo un po' abbiamo cominciato a intravedere ancora quella parte di stelle sparite e le luci di Longarone però non si sono più riaccese. Giuseppe Zanfron, il collaboratore della giornalista dell'Unità Tina Merlin, fu il primo e per parecchie ore l'unico fotografo ad arrivare a Longarone immediatamente dopo la catastrofe. Reporter indipendente, sempre pronto a scattare, forniva i suoi servizi a varie agenzie di stampa. Le immagini riprese quella notte furono la prima testimonianza visiva delle dimensioni della tragedia. Mi trovavo a Belluno quando sentii le sirene di vigili del fuoco, ho voluto telefonare subito cosa era successo, mi ha detto Beppi a Longarone è scoppiata una tubatura d'acqua e ci sono 4-5 morti. Allora io mi sono affrettato a prendere tutta l'attrezzatura che mi poteva avere, specialmente la pila che è stata molto importante, ho seguito le 2 auto di vigili del fuoco e della polizia e abbiamo trovato i primi morti là sulla strada. E dopo quelli che hanno con le lampade della polizia e dei vigili del fuoco si facevano i primi salvataggi, in mezzo si è trovato dei bambini, della gente più vecchia. Abbiamo cercato di lavorare insieme scavando con le mani e ci davamo il cambio perché anch'io ho fatto alcune foto ma dopo mi dicevano Beppi dammi il cambio perché qua mi viene fuori tutto il sangue dalle dita e allora ci davamo il cambio e questo ho continuato in più punti, perché lì non si trovava più una casa in piedi, era veramente spianato via tutto. Con l'aiuto della pila sono riuscito a portarmi 500 metri a nord e lì ho trovato un signore con una lampada, poi scopro che è questo Ado De Col, che lei è un vigile del fuoco e lui stesso mi ha chiamato Beppi guarda sto cercando i miei genitori ma qua non trovo più neanche una casa, non trovo più nessuno. Il primo istinto è salvarsi e dopo ho andato ad aiutare. Arrivato giù, fatto un 100 metri, ho cominciato a vedere delle travi in mezzo alla strada, dei mobili, degli armadi, delle macchine. Allora ho cominciato a capire cosa era veramente successo. Cioè era venuta giù l'acqua, noi credevamo la diga, è venuta giù la diga, invece non era vero la diga. È venuta l'acqua, aveva portato fuori e dopo andato avanti ancora via per le macerie, insomma, a questo punto mi posso fermare. Franco Tovanella perse quella notte 33 membri della sua famiglia. Tutti coloro che videro la Valle del Piave la mattina dopo la frana parlarono di alba livida, grigia come il piombo, come il fango che copriva tutto. Di Longarone rimaneva solo qualche casa, altre frazioni erano semplicemente sparite. Quanti fossero stati i morti si capì solo molto tempo dopo. Rari erano i corpi che venivano trovati integri. Solo una piccola parte delle vittime poté essere seppellita in una tomba che ne indicasse il nome. Quelle che ancora avevano un volto venivano fotografate da Giuseppe Zanfron. Le immagini venivano poi affisse affinché i parenti potessero riconoscere i loro familiari.
La luce del mattino aveva permesso di capire che la diga era quasi intatta. Con gli abitanti della valle del Vajont non c'era più alcun contatto. Io ho sentito il giornale radio delle 7. Diceva che l'Ungarone era sparito e che nulla si sa degli abitanti di Ertocasu. Io quella notte del disastro mi trovavo, come molti miei paesani, a lavorare lontano. Assieme ad altri compaesani abbiamo preso il treno per venire a cercare notizie delle nostre famiglie e dei nostri amici. E quando siamo arrivati in prossimità di Casso, di fronte a noi c'era il Monte Toc. Si sentiva, ricordo, un forte odore di zolfo e i rumori della caduta della frana ancora permanevano. C'erano ancora dei sassi residui che cadevano. Era tutto molto impressionante. Ci è venuto incontro il prete che ci ha dato le prime notizie certe, ci ha detto però che molte decine di persone di Erto erano morte e anche alcune decine di Casso. Arrivati alla periferia di Erto, io ho detto agli amici che si trovavano dietro di me: ragazzi, siamo arrivati alle spesse. Loro hanno risposto: no, è impossibile, perché le case dove sono? Rendetevi conto che non ci sono più le case, abbiamo detto. E là erano morte 70 persone. Dopo hanno cominciato a girare preti, frati, pompieri per portarci via il giorno dopo, non il giorno prima. 5 paesi, migliaia di persone, ieri c'erano, oggi sono terra. Nessuno ha colpa, nessuno poteva prevedere. No, io ho scritto: la SADE spadroneggia ma i montanari si difendono. Per piacere, signora Merlin, ci sono i morti, niente speculazioni politiche. Per molti anni di Vajont non si è più parlato. È grazie all'orazione civile di Marco Paolini, presentata in tutta Italia fino ad essere proposta nel 1997 in uno spazio teatrale creato a ridosso della diga, che è riemersa la memoria di una tragedia che ha segnato la vita anche di tanti emigrati. Penso di ritornarci il prossimo anno, almeno per ritornare a vedere il cimitero del Vajont. E appunto della mia famiglia è stata ritrovata soltanto una nipote verso San Donà del Piave, e solo una è stata ritrovata, la mia sorella è una bambina, non è mai stata ritrovata. Il giorno dopo ci siamo tutti mobilitati per cercare di soccorrere. Su verso l'Ungarone non si poteva andare, però ci dirigevano in giù per cercare di aiutare. Quel poco che si poteva fare, anche perché il Piave era in piena, nero, che faceva paura solo a guardarlo, e si vedeva appunto che correvano cadaveri, mucche, mobili e tutto. Un sasso è caduto in un bicchiere e l'acqua è uscita sulla tovaglia. Tutto qua. No, io ho scritto: una frana di 50 milioni di metri cubi minaccia vite e averi. Per piacere, signora Merlin, ci sono i morti, sciacalli. Sciacalli, scriveva Montanelli sul Corriere della Sera. Sciacalli ripetevano a lettere cubitali i muri delle città italiane contro chi osava mettere in discussione la verità della disgrazia del Vajont. Ma sa, io voglio dire, non sono un geologo. Quello che so per certo è che nel momento in cui era evidente il rischio degli ultimi giorni e poi degli ultimi 4 giorni e poi delle ultime 24 ore, nessuno ebbe l'autorità per ordinare uno sfollamento della popolazione, giocando tutte le carte sul jolly del fatto che che la frana sarebbe caduta esattamente come era previsto nei calcoli. Sa, quando si dice rischio calcolato, la domanda che mi faccio è: da chi? Perché se quello è il modo di calcolare i rischi, io non ho alternative al pensare che la storia del Vajont è semplicemente il fatto che non si possono dare deleghe alla scienza, ai tecnici, di tutelare la salute e la vita altrui, ma è ovvio. Cioè, una comunità, dopo il Vajont, le comunità avrebbero dovuto imparare a prendere il proprio destino sulle proprie mani con maggiore forza, invece si dimentica, si allenta, e la comodità della delega ci riporta a fare come prima.